Alberto Rodriguez, finalmente è ufficiale, Antenore Sport Padova promosso in Serie C2, avete fatto un campionato strepitoso perché 19 vittorie, un pareggio e una sconfitta, nonostante tutto vi avete avuto da sudare fino alla penultima giornata. Sì, penso che meritato, c'è stata una concorrente che è stata con noi là dalla prima a questa penultima giornata, siamo stati là testa a testa lottando, stiamo ancora lottando perché manca una giornata. Matematicamente siamo in C2, non sappiamo chi vincerà il campionato perché manca una giornata, però entrambe le squadre possiamo dire che siamo in C2. Beh, allora parliamo già anche dei piani futuri, come si svilupperà l'Antenore in Serie C2? Vabbè, ovviamente ancora abbiamo tanto da giocarci perché c'è l'ultima giornata settimana prossima e poi abbiamo una Final Four di Coppa che la vogliamo onorare e provare anche a portarla a casa e a nessuno dispiacerebbe, ecco. Quando finiremo inizieremo a pensare nella prossima C2, ovviamente la C2 è inutile che lo dica, però sicuramente il campionato sale di livello, proveremo dentro i nostri mezzi fare la squadra lo più competitiva possibile per fare il meglio possibile dentro dei limiti che noi potremo avere, anche se penso che questa squadra ha dimostrato, penso dalla prima giornata, che potrebbe giocare tranquillamente già in C2. Ringraziare i ragazzi, tutta la gente che è stato là dalla prima giornata. Si dice che questa sia la partita, non ci sono statistiche ufficiali, però dovrebbe essere la partita nella storia del campionato di Serie D col maggior numero di pubblico, quindi un record l'avete stabilito. Guarda, io non ho parole, la cornice che si è creata oggi è una cosa che mi resterà sempre perché è il primo anno di questa società e siamo riusciti a coinvolgere tutta questa gente, ma direi che non solo oggi, penso che nel girone che abbiamo fatto in Serie D non si è visto un pubblico così numeroso come quello che abbiamo portato alla Gozzano noi, ma ti direi non soltanto in Serie D ma anche delle categorie superiori. Anche perché forse vuole dire principalmente due cose, l'attaccamento al territorio a Padova, ma anche il fatto che avete lavorato bene, avete fatto divertire questo pubblico. Ma questa è una cosa che lo devo dire agli altri, non sarò io a dirlo, sicuramente siamo un gruppo di persone che ci stiamo dando tanto da fare dall'estate scorsa e per noi è un orgoglio portare tutti questi bambini che sono venuti, che stanno seguendo la prima squadra, dove vedono che la prima squadra giocano ragazzi che vengono dal settore giovanile, loro spero che in un futuro siano, diciamo, la prima squadra dell'Antenore e niente, l'unico che facciamo è mettere le nostre competenze al servizio delle famiglie e dei ragazzi, le nostre conoscenze con tanta passione, con tante ore dietro per provare a fare il meglio possibile.